Buonasera e ben ritrovati con l'informazione di Telefriuli. È nato quindi ufficialmente il nuovo governo, un esecutivo di centrodestra con a capo la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. Ministro dei rapporti parlamentari Luca Ciriani, pordenonese, fedelissimo della Meloni, che ha giurato questa mattina davanti al capo di Stato Mattarella. Vediamo. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare il mio mandato e le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. Sono da poco passate le 10 quando Giorgia Meloni, primo premier donna della Repubblica Italiana, giura davanti al capo dello Stato Sergio Mattarella. Terzo a sfilare il pordenonese Luca Ciriani, neo ministro dei rapporti con il Parlamento. Il senatore Luca Ciriani, ministro senza portafoglio. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. Dopo 33 anni, quindi, il Friuli ha un uomo al governo, per la destra a tagliamento addirittura 75 anni dopo Luigi Gasparotto. Uomo di fiducia di Giorgia Meloni, Ciriani è stato capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato nella scorsa legislatura. 55 anni, ha militato sempre nella destra, Movimento Sociale Italiano, Alleanza Nazionale, il PDL e poi Fratelli d'Italia. Partito dalla gavetta, i gradini della politica se li è fatti uno ad uno, dalla militanza universitaria al Consiglio Comunale, poi quello regionale in Friuli Venezia Giulia, sin dal 1998, dove è stato assessore e quindi vicepresidente con presidente Renzo Tondo. Infine il salto a Roma. A fare gli auguri al nuovo esecutivo, al governatore Massimiliano Fedriga, che nelle vesti anche di presidente della Conferenza delle Regioni rinnova la disponibilità per una proficua collaborazione con l'esecutivo. A questo proposito Fedriga ha convocato per lunedì il direttivo delle regioni per discutere un'agenda di priorità da inviare. Intendiamo condividere le responsabilità e le sfide che il nostro Paese ha di fronte, afferma il Presidente, consapevoli che insieme le istituzioni possano superare le difficoltà e affrontare passaggi fondamentali. Tra i nodi che il governo nuovo dovrà sciogliere sicuramente il caro bollette che sta spingendo la nostra regione insieme al resto del Paese alla recessione. Sentiamo i dati della CGIA di Mestre. Se il 2022 si chiuderà con un aumento del valore aggiunto regionale del 3,2%, nel 2023 invece il Friuli Venezia Giulia, come buona parte del paese, scivolerà verso la recessione. Il tasso di crescita infatti è destinato a diminuire dello 0,1%. A livello provinciale, fa sapere l'ufficio studi CGIA di Mestre, la crisi si abbatterà in particolar modo su Udine, meno 0,1%, Gorizia, meno 0,2%, Pordenone, meno 0,3%. L'unica provincia che dovrebbe registrare un incremento positivo è Trieste. Il capoluogo giuliano infatti registrerà un incremento del valore aggiunto rispetto al 2022 di uno streaming zitto 0,1%. Insomma, caro bollette, materie prime alle stelle, inflazione a due cifre freneranno anche l'economia del Friuli Venezia Giulia. Trieste invece molto probabilmente potrà contare, oltre al turismo, anche sulla tenuta dei servizi e della cantieristica. Secondo la CGIA, per salvare i bilanci delle famiglie e delle imprese italiane sarà necessario impegnare entro la fine dell'anno almeno 70 miliardi di euro. Di questi 35 per dimezzare il caro bollette e altrettanti con la legge di bilancio 2023 per non far decadere dal prossimo gennaio alcune misure introdotte dal governo uscente. Se vogliamo salvare famiglie e imprese dobbiamo ricorrere a nuovi aiuti pubblici, recuperandoli attraverso uno scostamento di bilancio. Le misure previste dall'Unione Europea sono importanti, ma rischiano di arrivare in ritardo. Per questo dobbiamo intervenire subito con ristori, contributi a fondi perduto e crediti d'imposta. Il nuovo governo potrà beneficiare su un tesoretto che al massimo potrebbe toccare 25 miliardi di euro. Se l'esecutivo non riuscirà a recuperarne altri 45, rischiamo un 2023 molto complicato. E ora la cronaca giudiziaria, parliamo di Udine, parliamo del caso Mense di cui si era parlato ancora un anno e mezzo fa nel capoluogo friulano, riguardava le scuole, archiviata la posizione dell'ex assessore comunale Elisa Asia Battaglia. Servizio. Per me è importante sottolineare la mia innocenza, la mia estraneità ai fatti, l'ho sempre saputo all'interno di me stessa, però insomma anche la magistratura ha fatto correttamente il suo lavoro e dopo 2 anni quasi di scrupolose indagini siamo arrivati a questo punto e non posso che esserne felice. Sicuramente posso tirare un forte sospiro di sollievo oggi perché si chiude un brutto capitolo della mia vita sia come amministratore pubblico ma anche la mia vita personale, per cui finalmente un sospiro di sollievo. È stato un anno difficile, è stato un anno duro, cerco di trarne però gli aspetti positivi, sicuramente ne esco più forte. La Procura e il Tribunale finalmente hanno stabilito che il Comune e quindi anche l'ex assessore Battaglia hanno agito secondo le regole
e quindi la loro posizione viene automaticamente stralciata da quella indagine e finalmente archiviata. E si chiude questa vicenda per Asia Battaglia. Dal punto di vista umano e professionale sono contentissima. Spero che lei possa riprendere il suo percorso da dove si è interrotto. Il maltempo è imperversato oggi su tutto il Friuli, allegamenti si segnalano in particolare a Nimis, dove è stata interdetta la circolazione della strada che collega Savorniano del Torre per circa 2 km, in particolare in questo tratto l'acqua ha invaso la carreggiata, si segnala un ponte pericolante, lo vedete anche dalle immagini, invece un ramo caduto nella zona tra la frazione di Torlano con Teipana e anche tra Chialminis e Ramandolo sul posto protezione civile, vigili del fuoco, altri interventi poi nel pomeriggio con una trentina di volontari, soprattutto nella zona di Tarcento, frazione di Sedilis e anche a Cormons. Alle 19 è rientrata anche la sospensione della fornitura della corrente elettrica che aveva interessato anche l'abitato proprio di Nimis. Il Covid nelle ultime 24 ore sono stati registrati 941 casi su 5.438 tamponi tra molecolari antigenici, 7 decessi, 2 a Udine, 2 a Gorizia, 2 a Pordenone e 1 a Trieste, 6 le persone ricoverate in terapia intensiva, 186 invece quelli ricoverati in altri reparti. Voltiamo pagina, il lago di Cavazzo si trova in condizioni di criticità ambientale, l'allarme è lanciato nel corso di una conferenza stampa di oggi indetta dal Comitato di Tutela che chiede la realizzazione di un bypass che coinvolgli le acque dalla centrale di Somplago all'emissario del lago. Servizio. Il lago di Cavazzo è ridotto ai minimi termini. Nelle foto le tracce evidenti di fanghiglia, colpa, secondo il Comitato di Tutela, della pluridecennale immissione delle acque di scarico dalla centrale idroelettrica di Somplago. L'ennesimo allarme è stato lanciato oggi nella sede della Regione. È una condizione disastrosa per lo scarico della centrale di acqua fredda, torbida. Ormai è dimostrato che sul fondale c'è stabilito tanto fango che ha distrutto tutta la vita sotterranea e neanche i pesci ci stanno perché non c'è di che mangiare. La nostra posizione non è sicuramente un no a prescindere, vogliamo solamente avere delle garanzie in merito al fatto che le portate dell'acqua e il livello dell'acqua del lago non vengano intaccati da eventuali progetti. Ora il Consorzio Bonifica del Tagliamento ha progettato un collegamento tra il canale emissario del lago con il sistema derivatorio irriguo. La soluzione da un lato garantirebbe il fabbisogno del Consorzio, dall'altro migliorerebbe gli ecosistemi del tagliamento, ma secondo il Comitato non mitigherebbe il progressivo snaturamento dell'ambiente lacustre. Da qui la richiesta della realizzazione di un bypass che convogli le acque dalla centrale all'emissario del lago. Basta catturare le scarico della centrale con un bypass e portare lo scarico della centrale a valle. Già dalla prossima settimana inizieremo a fare assemblee pubbliche di tutta la gente, paese per paese. La Regione continua a dimostrarsi del tutto assente, incapace di garantire la necessaria tutela attraverso un coordinamento e una progettualità per lo sviluppo futuro della vallata, commenta la consigliera regionale Maria Grazia Santoro, che presente alla riunione si è impegnata a chiedere la convocazione della 4ª Commissione regionale ambiente per l'audizione dei sindaci. L'Associazione Nazionale Partigiani Osoppo ha festeggiato oggi 75 anni dalla nascita. Le celebrazioni si sono svolte nel segno della libertà e diritti conquistati con un monito particolare al presente. Sentiamo. Risale al 1947 l'atto con cui venne costituita l'associazione Partigiani Osoppo. Davanti al notaio Marzona furono presenti 25 partigiani, molti dei quali destinati a entrare nella storia del Friuli Venezia Giulia, come il primo presidente della regione, Alfredo Berzanti, e i deputati Grassi e Carron. I 75 anni del sodalizio sono stati celebrati oggi all'Auditorium delle Grazie. Nel corso della mattinata sono state ripercorse le vicende dell'associazione e la sua collocazione al centro del dibattito storiografico sulla Resistenza. Un percorso che appare ancora attuale ai giorni nostri in difesa delle libertà e dei diritti conquistati. Festeggiamo questa importante data, 75 anni di continuità, di impegno ideale nei confronti soprattutto della libertà, contro i tanti
rischi che la libertà comunque oggi corre. Ecco. Spesso viene individuato come il rischio di un fascismo ricorrente. Io questo francamente, il fascismo come tale, non credo ci sia un effettivo rischio. La libertà c'è nel momento in cui la gente viene meno, nel momento in cui la gente è disaggregata, non ha più motivazioni, non ha più ideali. Per esempio il fortissimo calo demografico che fa invecchiare la popolazione sono elementi che in qualche modo portano a una grave crisi della società, e questo inevitabilmente si riflette sulle effettive libertà che ci sono. 500 metri quadrati di opere rigorosamente in Lego, talmente belle da un fascino magnetico che stanno richiamando migliaia di visitatori al Cittafiera. Tra le 60 opere anche un fogolar Furlan. Andiamo a vedere. Si chiama FVG Brick Team e al Cittafiera fra oggi e domenica ha creato qualcosa di singolare, costruzioni in Lego preziosissime che rappresentano vari soggetti e mondi, tra gli altri anche il fogolar Furlan, ma anche qualcosa di avveniristico e di tradizionale. Una trentina i collezionisti e espositori che hanno richiamato migliaia di visitatori. Troviamo un po' di tutto, perché con i Lego ci si può sbizzarrire veramente in tantissimi temi diversi, quindi ognuno può esprimere la sua creatività, la sua fantasia. Noi organizziamo questi eventi, queste mostre per portare in giro la nostra passione, farla conoscere a tutti gli altri. Per differenziarmi dai miei colleghi ho incominciato a creare cose inerenti al Friuli, quindi ho fatto il fogolar Furlan, ho fatto la stanza del contadino, a suo tempo avevo costruito la birreria Moretti. È una passione che ho, che porto avanti e niente, questo è il risultato. È un'edizione che punta sui giovani, quella di San Simone a Codroipo, che si concluderà domani. Tra le curiosità l'avvicinamento dei più piccoli al mondo artigianato, e sul palco sono saliti anche i migliori DJ friulani in erba e non. Vice Sindaco Trevisan, secondo e ultimo fine settimana per San Simone, che taglio avete voluto dare, visto che per voi è la prima edizione? Abbiamo tenuto la tradizione e quindi ci sono le associazioni, ci sono le Proloco di Codroipo che si occupano della parte enogastronomica in particolare, e poi abbiamo provato a innovare con una parte di spettacoli, concerti dal vivo in piazza Garibaldi fronte municipio, con un palco che in queste giornate ha visto alternarsi tantissimi generi musicali diversi, e gli artisti di strada durante le giornate sabato e domenica nelle piazze, nelle vie. C'è il premio San Simone. C'è il premio San Simone che durante le giornate della fiera, in queste 2 weekend qua, ha visto la presentazione di alcuni libri che aprono un po' all'identità friulana in senso più generale, e poi il venerdì 28 ottobre, giorno di San Simone, la consegna del premio alle 20:45 in sala consiliare. Abbiamo visto anche il mondo artigiano partendo dai più piccolini. Questa è grazie anche alla collaborazione sia con esercenti e artigiani del territorio, in particolare con Confartigianato Udine. Quest'anno siamo riusciti ad allestire in Borgo Cavalier Moro una piccola area dedicata alla sperimentazione, possiamo dire, quindi laboratori gratuiti per bambini e anche per adulti, nel caso ad esempio della degustazione delle birre, ma questa settimana qua in particolare, questi 2 giorni, legatoria, sartoria, mosaico, e quindi proprio sporcarsi le mani, mettersi all'opera insieme agli artigiani. Lutto nel mondo bianconero, è morto Italo Nicoletti, grande tifoso dell'Udinese, noto per aver intonato per decenni con la sua tromba l'Ale Udine ed essere stato anche il barbiere personale di Zico. I funerali si celebreranno mercoledì. Vediamo. È molto buono vedere qui il mio amico Italo che faceva qui i miei capelli. Questi capelli grandi, Si è spento Italo Nicoletti, il barbiere per eccellenza di Udine, noto per aver scandito per decenni l'Ale Udin con la sua tromba allo Stadio Friuli e per aver tagliato i capelli a migliaia di udinesi, personaggi famosi e calciatori, tra cui un certo Artur Artunes Coimbra, più conosciuto come Zico. Ad annunciarlo è stata la famiglia del Regola Zucche di Viale Ungheria con un messaggio pubblicato sui social. Ciao a tutti amici, questa mattina alle 10:15, dopo diversi mesi di cure e attenzioni mediche, non ce l'ho fatta e sono passato ad altra vita. Le condizioni
condizioni di Nicoletti erano critiche dallo scorso 26 maggio, quando fu salvato solo grazie all'intervento degli amici e dei medici dell'ospedale Santa Maria della Misericordia. In quell'occasione fu la sua prontezza nel chiedere aiuto e la bravura dei sanitari a strapparlo alla morte. Appena giunto in ospedale, Nicoletti ebbe 2 arresti cardiaci ravvicinati, una situazione clinica disperata che richiese ben 20 minuti di massaggio cardiaco manuale. Dopo aver ripristinato il battito cardiaco, l'ex barbiere di Zico fu trasferito al reparto di terapia intensiva e operato alle coronarie ostruite con tecnica angioplastica. I funerali per dare l'ultimo addio a Italo si terranno mercoledì alle 15:30 all'interno della chiesa di San Pio X in via Aurelio Mistruzzi. Domani Udinese contro il Torino, sentiamo mister Sottil. La Coppa Italia è una cosa, il percorso del campionato è un'altra, va ben distinto. Pensiamo solamente all'obiettivo che abbiamo di fronte. Arriva un avversario che conosciamo bene, conosco bene il loro allenatore. Juric può scegliere se avere il punto di riferimento o no, oppure a fare un attacco, come si dice, senza punti di riferimento. Noi dobbiamo essere pronti a tutte e 2 le soluzioni. Lo saremo. Domani prevedo una partita molto fisica, dove ci sarà da duellare, dove sarà importante chi avrà più fame nel vincere le seconde palle, chi avrà più fame nel vincere i duelli. Questo sempre, però domani lo sarà di più. Wallace dei miei centrocampisti è quello che ha caratteristiche uniche. Uniche vuol dire che lui ha una grandissima fisicità, un grandissimo senso tattico. Sono cresciuto calcisticamente nel Torino e ho dei ricordi bellissimi. Oggi sono orgogliosamente allenatore dell'Udinese. Come ho sempre detto, l'unica squadra che volevo allenare, se avessi avuto una chiamata in Serie A, sarebbe stata solo l'Udinese. Non ci sono altre notizie, me non resta che ringraziarvi per la vostra cortese e fedele attenzione e augurarvi tutti buona serata.